Il delitto di Aymen Avarago di Macerata, la Cassazione annulla la condanna a 10 anni per Elia Fiorindi, accogliendo la tesi della legittima difesa sempre sostenuta dal suo legale Fabio Crea. Si torna in appello per un nuovo processo. In un video le immagini shock della tragedia costata la vita ad Aymen nel 2023, 19 secondi tra la colluttazione e le coltellate poi risultate fatali. L'omicidio Casagrande, riaperto dopo 35 anni a Roncade, parla il nipote della vittima, DNA, prova non cancellabile. Ora bisogna spiegare il perché il nuovo indagato continua a optare per il silenzio. Un balcone lasciato socchiuso per il caldo, i ladri che entrano in casa e rubano preziosi ricordi di una vita, non curanti degli anziani in casa, accade a Avarago di Macerata. Amministrative 2026, 50.000 elettori chiamati alle urne in 6 comuni, si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, solo a Castelfranco l'eventuale ipotesi del ballottaggio. Con l'appuntamento delle urne torna anche quello con la maratona elettorale di Antenna 3 lunedì dalle 13.30, l'edizione straordinaria del telegiornale che proseguirà fino a tarda sera con Ring. Blocco dei tir sospeso dopo che Palazzo Chigi ha promesso lo stanziamento di 300 milioni e la proroga del taglio alle accise, ma gli autotrasportatori avvertono non è un assegno in bianco al governo. Questa mattina la marcia pacifica nel quartiere tra via Fossagera e via Albona per segnalare i problemi ma anche le potenzialità della zona. A Conegliano la festa per i 150 anni dell'Istituto Cerletti, tra emozioni, storia e futuro per la scuola enologica. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la cronaca giudiziaria in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con il delitto di Avarago di Macerata del maggio del 2023, perché la Cassazione ha annullato in maniera del tutto clamorosa la sentenza di condanna per Elia Fiorindi, il killer della 17enne Aymen ad Benameur. Accolta la linea della legittima difesa, processo da rifare, si torna in appello. Intanto emergono nuove terribili sequenze, 19 secondi che saranno al centro della linea difensiva rappresentata dall'avvocato trevigiano Fabio Crea. 19 secondi che tornano in aula con tutto il loro carico di dolore e violenza. È tutto da rifare il processo a carico di Elia Fiorindi, il trevigiano di 21 anni condannato per l'uccisione del 17enne Aymen ad Benameur l'11 maggio del 2023 a Avarago di Macerata. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso della difesa, annullando la sentenza a 10 anni di reclusione e rispedendo il caso dritto al secondo grado di giudizio. Nella sostanza la Corte di Cassazione ha detto, lo leggeremo nella motivazione, ma dal dispositivo già si comprende, ha detto che gli elementi che ho messo in evidenza nel ricorso e che erano stati sottovalutati da parte della Corte d'Assise d'Appello devono essere invece rivalutati ai fini della valutazione della invocata legittima difesa. Già legittima difesa, questa la linea di Crea, corroborata dalle terribili sequenze della colluttazione tra Aymen e Fiorindi, immagini per buona parte inedite e riprese da un sistema privato di videosorveglianza. 19 secondi tra l'aggressione iniziale e il momento in cui Fiorindi, non riuscendo a sottrarsi al trattenimento importante di Ad, ha estratto il coltello per cercare di uscire appunto da quella presa che lui da subito ha considerato come una presa pericolosa, vista la minaccia del coltello, per la sua incolumità fisica. Per Crea pochi dubbi, è la vittima che avrebbe iniziato a mettere le mani addosso a quello che poi si è rivelato il suo killer. Nelle immagini si vede il 17enne tenere in mano un oggetto. Fiorindi sin da subito ha affermato che quello fosse un coltello. A me pare di tutta evidenza che si tratti di un coltello, non soltanto per la credibilità delle dichiarazioni del Fiorindi, ma perché nessun altro tipo di oggetto si sarebbe potuto impugnare in quel modo. Strumento di intimidazione, lo definisce Crea, senza dubbio un coltello, poi mai più ritrovato, azione quindi alla quale è seguita una reazione.
il coltello del Fiorindi era nella sua tasca destra e lui lo ha estratto 19 secondi dopo l'aggressione. Per Crea a questo punto deve scattare la scriminante, la condotta delittuosa va esclusa alla radice, si punta alla soluzione come accaduto nel recente passato per l'assistito Franco Battaglia nel caso del delitto di Anica sul Piave, uno tra i tanti innegabili successi processuali. Ovviamente uno stimolo sempre più importante per continuare in questa professione che non sempre è facile ma che riserva particolari soddisfazioni. Nel breve periodo per Fiorindi, ora in carcere, si pensa a una misura meno restrittiva. Su questi 19 terribili secondi si gioca, anzi si rigioca, la nuova partita. La cronaca di oggi, la cronaca di ieri che diventa improvvisamente attuale come è successo per il delitto Casagrande, riaperto dopo 35 anni dalla mattanza della pasticcera di Roncade. Parla il nipote della vittima, DNA prova non cancellabile. Ora bisogna spiegare il perché. Intanto il nuovo indagato Paolo Gorghetto continua a optare per la linea del silenzio. Il DNA è una prova molto... non si può cancellare, no? Se tu eri là in quel momento, spiegami perché. Se non me lo spieghi vuol dire che non vuoi parlare, che non vuoi dire il motivo valido. 35 anni dopo torna a chiedere la verità Gianni Fregonese, nipote di Sandra Casagrande, la 44enne barbaramente uccisa nella sua pasticceria di Roncade il 29 gennaio 1991. Ora per quella mattanza c'è un indagato, il 57enne Paolo Gorghetto, che all'epoca aveva solo 22 anni e abitava con la famiglia di origine nella frazione di San Cipriano. Ora l'uomo resta serragliato in casa a Cendona di Silea, no comment, la linea sua e della difesa. Non rilasciamo dichiarazioni. Nessuna dichiarazione? No. Si è professato innocente? Sì. E questo mentre si attende un ulteriore riscontro da parte del RIS tra il DNA estrapolato dall'Università di Padova e quello rinvenuto in pasticceria. Il nome di Gorghetto dice poco o nulla allo stesso Fregonese, che a quei tempi rientrava a casa nel fine settimana e andava a trovare puntualmente la zia nel suo locale. Personalmente non ho mai conosciuto, dopo anche averlo visto nei giornali, la foto non l'ho mai conosciuto. Tra i ricordi dell'epoca ce n'è però uno nitido, delle scritte apparse sulla porta di casa della 44enne nel periodo antecedente il delitto. C'era scritto "ti voglio" con la L e non la GL come la nostra grammatica prevede. Era scritto "ti voglio", quindi errore grammaticale, giusto? Sua zia era inquieta, era preoccupata? Sì, era molto preoccupata perché non era la prima volta che trovava scritte di questo genere. Lei pensava a qualcuno, ma non voglio fare nomi. Quel qualcuno era il sospettato di cui stiamo parlando in questi giorni? No, assolutamente, non era lui. Però è un elemento che deve essere ripreso in considerazione, questo della scritta, lei dice? Non si può riprendere in considerazione, non esiste più. Insomma, in questo capitolo che si riapre nulla deve rimanere in sospeso. Fregonese, che ricorda la zia come una donna stupenda e indipendente, parla anche per l'anziana madre Bianca, sorella maggiore della vittima, che oggi ha 102 anni. Per una vita anche lei ha chiesto giustizia, arrivando a scrivere direttamente al capo dello Stato. Ho sempre pensato che prima o dopo qualcosa doveva succedere ed è successo. Adesso speriamo soltanto che vada tutto a buon fine in un modo veloce e chiaro. Un balcone lasciato socchiuso per il caldo, i ladri che entrano in casa e rubano preziosi ricordi di una vita, non curanti degli anziani che si trovavano proprio all'interno dell'abitazione. Succede a Varago di Maserata e noi vi proponiamo il racconto delle vittime. Io ho pianto subito, avevo la tachicardia e dopo ho detto pazienza, dai, siamo qua. Siamo salvi. Abbiamo riordinato quello che c'era e ci siamo buttati a letto. Ho detto non spegnere la luce perché
non si riesce a stare senza la luce accesa. Una serie di villette a schiera, un angolo tranquillo di Varago di Macerata sul Piave, scosso però dall'ennesimo colpo dei ladri. Per un caso fortuito il padrone di casa lascia un balcone socchiuso, solo pochi centimetri. I malviventi ne approfittano, saltano sul tetto, entrano in casa alla ricerca di oro, fanno razzia e fuggono in pochi secondi. Rossella abita qui con i genitori. Cercavano l'oro perché sono andati a colpo sicuro, cioè avevamo anche della bigiotteria, mio papà un orologio placcato oro, quello per esempio l'hanno lasciato là perché non era effettivamente del tutto oro, quindi cercavano quello. Ti senti denudato, ti senti proprio tolto delle tue cose private. E questa è la cosa che fa più male. La famiglia ha presentato denunce ai carabinieri che indagheranno. Il consiglio ricevuto è stato quello di difendersi con allarme e telecamere che loro installeranno. I genitori sono scossi, rassegnati e impauriti. Sono andato a letto e a mezzanotte e ho trovato le camere tutto per aria, praticamente tutto aperto, e ho chiamato la moglie e nessuno ne aveva neanche il fiato, quindi l'oro mio è sparito. Toccano tutto, ti rovesciano tutto, la cosa tua è intima, e quello fa un brutto. Quando ho visto il cofanetto sopra il comò, là mi sono reso conto che è sparito tutto. Era sparito tutto e c'era tutte cose, scatoline, scatolone sopra il letto e si saranno cadute sopra il letto. No? Ogni volta che vado di sopra è una cosa che mi prende qua. Perché non trovo quello che avevo. Nessuno tra i vicini ha visto o sentito qualcosa. Tempo fa i ladri qui avevano iniziato a smontare un balcone, poi erano stati messi in fuga, mentre di recente l'abitazione di fronte, con telecamere e allarme, è stata comunque svaligiata. C'era anche un anello di una mia nonna materna e quello è una cosa affettiva che non te la ridà nessuno. Dalla cronaca alla politica, con la 2 giorni elettorale che interesserà 50.000 elettori nella Marca trevigiana. I comuni al voto in provincia sono 6, soltanto Castelfranco Veneto però supera i 15.000 abitanti e potrebbe quindi avere un turno di ballottaggio. Sono 6 i comuni del Trevigiano chiamati alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale. Si potrà votare dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. L'elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Complessivamente gli aventi diritto superano i 50.000. Con 33.000 abitanti, Castelfranco è di gran lunga il comune più popoloso tra quelli al voto nella Marca in questa tornata elettorale. A sfidarsi sono 5 candidati sindaco sostenuti complessivamente da 12 liste. La città del Giorgione è anche l'unica tra quelli al voto nel Trevigiano in questa tornata a superare i 15.000 abitanti. Quindi se nessun candidato sindaco superasse il 50% dei voti sarebbe necessario un turno di ballottaggio tra i 2 candidati con più consensi. Un turno di ballottaggio che si svolgerebbe domenica 7 e lunedì 8 giugno. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti non è previsto il ballottaggio. Sarà eletto sindaco al primo turno chi raccoglie il maggior numero di voti. A Ponte di Piave i candidati sindaco sono 4, 3 candidati a Spresiano, Silea e Vidor, 2 a Chiarano. Nelle città con più 15.000 abitanti è anche consentito il voto disgiunto. Chi vota può tracciare un segno sul nome di un candidato sindaco e uno sul simbolo di una lista non collegata, esprimendo fino a un massimo di 2 preferenze per i consiglieri comunali. I candidati indicati devono appartenere però alla stessa lista e devono essere di sesso diverso. Si deve quindi votare un uomo e una donna. E con le urne lunedì pomeriggio si apre anche la maratona elettorale su Antenna 3, anzi la maratona su Antenna 3 parte un po' prima, alle 13:30. I risultati, le voci, i protagonisti. I riflettori di Antenna 3 stanno per accendersi sulla sfida elettorale delle amministrative 2026 con oltre 400.000 veneti chiamati alle urne per la sfida del voto che tra i 50 comuni vede Venezia a capofila dell'attenzione generale.
Lunedì dalle 13.30 al via la maratona con l'edizione straordinaria del nostro telegiornale, una diretta non stop per raccontarvi tutto in tempo reale come sempre. Dall'attesa per la chiusura ufficiale delle urne e i dati dell'affluenza, costante incognita in ogni elezione, allo spoglio dei voti con le sentenze tra promossi e bocciati di questa sfida. I nostri inviati sul campo, gli ospiti in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino per commentare e analizzare minuto dopo minuto l'andamento del voto. Allora, buonasera, ben ritrovati con Ring, sono le 21. Una giornata intensa che continua nella prima serata di Ring. Nuovi collegamenti e ancora ospiti fino a tarda sera per approfondire l'esito delle urne, le conseguenze del voto nel panorama politico. Chi vince e chi perde lo saprete su Antenna 3. La maratona sta per partire. Alle 13.30 di lunedì il viaggio comincia. E tra i temi sul tavolo della politica nazionale e locale c'è la crisi energetica. Intanto è stato sospeso il blocco della circolazione dei camion in seguito all'intesa raggiunta con il governo, che ha promesso lo stanziamento di 300 milioni di euro e la proroga del taglio alle accise fino al 6 giugno. A Mestre nelle scorse ore l'assemblea interregionale degli autotrasportatori che hanno fatto il punto della situazione. Si è aperto un tavolo, a fronte di questo risultato abbiamo deciso di sospendere e non di revocare il fermo, perché ci sono le condizioni per continuare a trattare con il governo. Sospeso il fermo nazionale dei servizi dal 25 al 29 maggio a seguito dell'intesa raggiunta al tavolo di trattativa tra governo e rappresentanze dell'autotrasporto, al termine del quale è seguito un consiglio dei ministri che ha messo nero su bianco con un decreto legge quanto promesso nella riunione. Concordato inoltre l'avvio di un tavolo permanente al Ministero dei Trasporti finalizzato a proseguire l'analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto e la ricostruzione della Consulta Generale dell'Autotrasporto e della Logistica quale organismo deputato alla definizione delle politiche di settore. A Mestre un'assemblea pubblica interregionale in cui si è fatto il punto sulle decisioni prese, 300 milioni di crediti di imposta previsti per gli autotrasportatori. Per un senso civico è stato interrotto il fermo perché comunque il governo ne aveva dato 500 milioni e ha stanziato 300 milioni. Voglio ricordare che i 300 milioni non sono un aiuto alla categoria, ma sono soldi che ci dovevano già essere dati con le accise. Poi la riduzione ulteriore del gasolio, andiamo bene noi, andiamo bene anche i committenti perché si abbassa un po' sul costo. Siamo fiduciosi, però vogliamo vedere il decreto, vogliamo vedere il regolamento, perché anche a marzo c'era stato detto la stessa cosa con 100 milioni, ma poi non è stato attuativo. Fiduciose ma attente le associazioni degli autotrasportatori, consapevoli del fatto che 300 milioni sono un inizio ma non la soluzione alla crisi che il comparto sta attraversando. Argineranno per un periodo la nostra crisi, non sarà un metodo risolutivo, ma sicuramente un aiuto economico lo è. Prorogato al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, la riduzione sul prezzo del gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina resta a 5 centesimi al litro, ma dopo 3 mesi di crisi, rileva la CGA di Mestre, il caro gasolio è costato all'autotrasporto 2,1 miliardi. A quasi 3 mesi dallo scoppio della guerra nel Golfo, il prezzo del diesel alla pompa è salito da un valore medio di 1,67 a 1,98 euro al litro, segnando così un più 18,5%. E cosa succederà dopo il 6 giugno lo si capirà nelle prossime settimane. Se come l'ultima volta vengono promessi non vengono dati, si riparte per il fermo. Antenne dritte quindi? Andremo dritti per la nostra strada, però è un senso civico, quindi è meglio sempre trovare un accordo fra le parti. A Treviso, a Santabona, questa mattina la marcia pacifica nel quartiere tra via Fossagera e via Albona per segnalare i problemi ma anche le potenzialità della zona. I cittadini lamentano la disattenzione di comune e forze dell'ordine. Un quartiere che secondo noi ha grandissime potenzialità perché è in mezzo al verde, comunque vicino al centro storico, ha una serie di servizi, le scuole. L'altra parte però è che questo quartiere, o soprattutto le vie di via Albona e Capodistria, vivono in un degrado costante. Nonostante l'intervento che è stato fatto numerose volte, l'amministrazione non risponde. Una passeggiata in 3 tappe, quella organizzata dagli abitanti di Santabona, per sottolineare il degrado
degrado e la potenzialità di un'area che vorrebbe tornare a vivere in sicurezza e in un'aumentata socialità. Si parte dal varco riaperto per volontà dei cittadini che da Vicolo Fossagera va a via Capodistria. Nel 2018 c'era stato promesso dall'amministrazione che il passaggio sarebbe stato manutentato con una pavimentazione e un'illuminazione. Di fatto non è cambiato nulla. C'è paura a passare qui dopo il tramonto, ma in zona gira anche la droga e i controlli delle forze dell'ordine sono pochi. Sì, gira droga. Questo lo sappiamo perché abbiamo aiutato le forze dell'ordine in tante situazioni contro gli spacciatori. Io vedo passare le auto della polizia, raramente si fermano, non vanno mai nel parco dove chiaramente queste persone si possono nascondere e tantomeno possono venire qui. Qui non c'è un passaggio per le forze dell'ordine, devono scendere, devono andare a piedi. In via Capodistria c'è uno stabile abbandonato 2 anni fa dall'esercito che versa in stato di abbandono. Ad ogni temporale cadono pezzi, ma soprattutto il garage semiaperto e l'androne sono oggetto di bivacchi notturni. Hanno detto di averlo messo in sicurezza, però come vedete la rete di recinzione è di plastica, per cui è stata tagliata in più parti e la notte è bivacco di ragazzi e di gente che non ha praticamente dove dormire. È anche stata fatta un'interrogazione parlamentare per chiarire lo stato di questo stabile, ma non abbiamo ancora ottenuto risposta. E inoltre è anche stata fatta una interrogazione al comando militare di Padova e anche alla Polizia di Stato di Treviso, ma anche in questi casi non abbiamo ottenuto risposta. Infine c'è l'abbandono di tutti i negozi agli inizi degli anni 2000, tranne questo che resiste stoicamente. Una sorta di città fantasma dagli spazi enormi. A settembre gli studenti della succursale del liceo Canova non avranno neanche un bar nelle vicinanze, ma un verde lussureggiante grazie ai cittadini. Molti di noi individualmente vanno a pulire, raccolgono cicche, raccolgono immondizie. Ci teniamo a vivere in una realtà accogliente. L'altro fronte tutto trevigiano in pieno centro, nella zona di Piazza Borsa, dove è andato in scena il pranzo tricolore. La festa è la prima di una tappa di eventi che andrà a caratterizzare dei quartieri o delle zone della città che subiscono angherie, subiscono comunque delle difficoltà da parte di pochi nei confronti della cittadinanza tutta. Questa in primis, essendo in centro città, è uno dei focus più importanti. Abbiamo voluto riempirla di persone per bene, abbiamo voluto viverla come si dovrebbero vivere tutte le vie, tutte le strade e tutte le zone di Treviso. Una festa che è solo l'inizio di un percorso, così promettono gli organizzatori, per recuperare quegli spazi troppo spesso al centro di episodi di violenza o degrado che caratterizzano il centro città. Tra via Fiumicelli e via Zorzetto, oggi in zona rossa, numerosi sono stati gli eventi che negli anni hanno caratterizzato l'area come molto pericolosa. Non sarà certo un pranzo offerto da numerosi sponsor a cambiare le cose, ma è un modo per riavvicinare la gente alla città tenendo alta l'attenzione. I problemi ci sono sempre stati, continueranno anche a esserci. Il nostro obiettivo è quello di limitarli e soprattutto di mettere una campanella d'allarme anche all'amministrazione. Il fatto che non si abbassi la guardia, il fatto che si possano investire più fondi, il fatto che si possano comunque avere delle attività differenti e non solo rimanere su slogan. Tra pasta tricolore, porchetta, formaggio e tiramisù finale i cittadini si esprimono, ma la vera prova del 9 arriverà dopo la riqualificazione dell'intero quadrante della Borsa, che comprenderà le vie incriminate e anche i giardini di Sant'Andrea. Speriamo che con la riqualificazione della Camera di Commercio, che è in partenza, venga incluso anche tutta via Fiumicelli e i giardini di Sant'Andrea. È una promessa che il sindaco Conte ha fatto e noi monitoreremo che venga realizzato. Forse sarebbe meglio venire di sera però, quando c'è il vero degrado. Sì, anche, però piano piano, un passo alla volta, le cose si ottengono secondo me. Sono ottimista in questo. Io abito di fronte tutti i giorni, anche 2 o 3 volte al giorno passo per andare a PAM, per andare al lavoro. No, è un bellissimo luogo. Ottimo, veramente ottimo, complimenti. Molto bene, sì, mi è piaciuto. Ha avuto un gran successo, una grandissima affluenza, è stata veramente una bella iniziativa e un'ottima ricezione da parte dei cittadini. È pieno di gente che vuole partecipare, che vuole dire questa è la mia città, io me la riprendo e la vivo pienamente.
pronto a portarvi a Conegliano e Possagno, non solo, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per portarvi a Conegliano e raccontarvi di un importante traguardo, i 150 anni dell'Istituto Cerletti. Quindi brindiamo insieme a questi 150 anni con la torta celebrativa. Conosco perfettamente il senso di appartenenza che cresce all'interno dei nostri ragazzi, ma di tutti coloro che ci lavorano, perché è una scuola particolare che ti dà, oltre alla stretta didattica, al lavoro in classe, che è sicuramente importantissimo, però ti dà tantissime altre opportunità che permettono proprio lo sviluppo di questo senso di appartenenza. Io vedo tutti gli ex allievi che tornano, anche molto anziani, si emozionano, quando entrano si emozionano, vanno a visitare le loro aule della parte dell'edificio storico e vedo in loro sempre una grande emozione nei loro occhi. Non soltanto un anniversario, ma una storia italiana lunga 150 anni, quella della scuola enologica Cerletti, la prima d'Italia, nata quando il vino era ancora fatica contadina e diventata nel tempo uno dei simboli mondiali della cultura enologica, del saper fare e dell'innovazione che apre nuove vie nel mondo. Nel cuore della città è sfilato un corteo che sembrava attraversare non solo le vie del centro, ma le epoche. Studenti in divisa, confraternite del vino, alpini, fanfare e centinaia di ex allievi tornati qui, dove tutto è cominciato. Qui nasce proprio l'enologia e la vitivinicoltura mondiale, perché poi queste persone interagivano, questi scienziati che avevamo all'interno del nostro istituto, interagivano con quelli francesi, tedeschi e di tutto il mondo, e hanno portato proprio la vitivinicoltura nel mondo, dall'Australia al Brasile. Dietro i cancelli del Cerletti sono passate generazioni di agronomi, tecnici ed enologi che hanno trasformato le colline di Conegliano e Valdobbiadene in un paesaggio conosciuto in tutto il mondo, patrimonio UNESCO. Qui il vino non è solo economia, è identità, ricerca, paesaggio, memoria. Oggi è una giornata che si potrebbe dire verrà ricordata sempre. Io in particolar modo potrò dire ai miei figli, alle persone che verranno, io c'ero. È una cosa bellissima vedere 150 anni di storia, sentirsi parte. Dal primo anno a oggi è una cosa fantastica. In altre scuole questo non succede, qua ho detto anche prima, non è una scuola, è casa. E mentre nel campus si guardano già le sfide del futuro tra sostenibilità e nuove tecnologie, Conegliano oggi ha scelto di fermarsi un attimo per dire grazie a una scuola che da un secolo e mezzo insegna a coltivare la terra, ma anche il talento, credendo in quei giovani che spesso attraversano difficoltà, ma se adeguatamente motivati danno grandi soddisfazioni. Questa scuola ti forma su ogni settore dell'agricoltura, del mondo dell'intelligenza artificiale in agricoltura. Professori di livello altissimo ci insegnano, ci tramandano quello che hanno imparato. Ecco, io vedo un futuro per ogni studente in questa scuola. In particolare per me piacerebbe continuare con gli studi, magari un giorno laurearmi e lavorare anche nel settore dell'agricoltura. Da Conegliano a Possagno, dove sono stati giorni di sport e inclusione con l'iniziativa Sei Insuperabile. Oggi è il sesto anno, raggruppa qui a Possagno 1500 ragazzi tra studenti e ragazzi che portano disabilità, quindi è un numero sempre in aumento e questo ci rende orgogliosi. 4 giornate sportive e culturali all'insegna dell'inclusione. Si conclude anche quest'anno a Possagno la rassegna benefica Sei Insuperabile, che da settembre ha animato la Marca e le sue scuole con eventi e iniziative, un movimento nato grazie all'azienda Brombal. Abbiamo fatto ieri la prima giornata con la primaria e oggi abbiamo la secondaria di primo grado. Domani abbiamo la secondaria di secondo grado, invece sabato l'evento culmina per il primo anno con le aziende e facciamo il team building in cui anche gli adulti fanno sport adattivo. L'obiettivo è proprio quello di promuovere l'integrazione e la sensibilizzazione verso un'idea di inclusione e di volontariato sportivo. È una cosa bellissima, davvero un ringraziamento enorme a tutti coloro che la portano avanti, in primis alla Fondazione Brombal, ma a tutti i volontari e a tutte le attività che vengono fatte in questo luogo stupendo.
facendo. Tutto viene svolto in sicurezza, abbiamo la protezione civile, abbiamo gli alpini, la Polfer che fa lezioni di sicurezza e poi abbiamo i carabinieri, quindi che ci danno anche loro un supporto, e fin dal primo anno poi abbiamo il reggimento dei lagunari che loro portano il loro military fitness. 1500 studenti, più di 16 istituti scolastici coinvolti e 50 enti tra associazioni, istituzioni e cooperative, ma anche testimonial sportivi e un importante special partner. La mia esperienza è meravigliosa e grazie ai ragazzi e ragazze e tutti grazie, ti ringrazio molto. Mi stupisce perché sono qui attenti con gli occhi sgranati che ascoltano, fanno domande e hanno voglia di viverla questa esperienza. Domani la 16ª giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche, aperte e visitabili gratuitamente circa 40 dimore storiche in tutto il Veneto, tante anche nella Marca Trevigiana. La cultura, la storia e il paesaggio del Veneto si preparano a diventare protagonisti della 16ª giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, in programma domenica. L'iniziativa, promossa dall'associazione e patrocinata dalla Regione del Veneto, permetterà a migliaia di visitatori di accedere gratuitamente alle dimore storiche private e pubbliche, normalmente non sempre aperte al pubblico. Appuntamento che trasformerà ville, castelli, giardini storici, palazzi e antichi complessi monumentali in un grande museo diffuso, offrendo l'opportunità di scoprire luoghi di straordinario fascino, spesso lontani dai tradizionali circuiti turistici. In Veneto saranno quasi 40 i siti aderenti all'iniziativa, sempre più alta la partecipazione dei giovani e la consapevolezza dell'importanza della tutela del patrimonio storico-artistico italiano. Ho visto un cambiamento importante da quando ero piccolo, soprattutto tra i giovani, la sensibilità che hanno nel vedere il patrimonio che abbiamo nel nostro paese e nel nostro Veneto. Giornata a cui parteciperà anche l'Archivio di Stato di Venezia. L'Archivio di Stato di Venezia custodisce nella sola sede principale dei Frari 80 km di documenti, dal IX secolo fino agli ultimi decenni del Novecento. Nell'Archivio di Stato di Venezia si trova moltissima documentazione relativa al tema delle ville venete, delle dimore storiche e degli archivi familiari in generale. L'invito dunque è quello di essere curiosi e andare a conoscere le bellezze del territorio. Venire in Archivio di Stato, approfittare di queste occasioni di apertura per scoprire un mondo che è quello degli archivi storici, che permea la nostra società e che si trova ovunque e che però ha bisogno di essere conosciuto in maniera più approfondita, e queste occasioni sono preziosissime per entrare in contatto con chi ogni giorno si prende cura del patrimonio archivistico d'Italia. Ma sono tante le iniziative sul territorio, aperta di sabato e domenica nella sede della Proloco di Spresiano, l'11ª edizione della mostra del modellismo statico e dinamico, punto di riferimento per i collezionisti del Veneto. In programma la prova di un simulatore di Formula 1, un'esposizione di treni in movimento, una rassegna di droni e poi la possibilità di ammirare robot in miniatura radiocomandati. Inoltre per i più piccoli lo spettacolo di trampolieri e le bolle di sapone, per i ragazzi della scuola elementare concorso di modellismo con premiazione finale. Inoltre nel centro sociale Giuseppini la mostra di mattoncini colorati, anche questa capace di richiamare visitatori da fuori regione. Il ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Via di Natale di Aviano. Torna domani, terza domenica del mese, il mercatino dell'antiquariato e del vintage di Borgo Cavour a Treviso, appuntamento particolarmente ricco visto che non ci sarà la consueta concomitanza con il mercatino di Piazzola del Brenta, e molti espositori sceglieranno quindi di portare le proprie bancarelle nel capoluogo della Marca. Ben 122 quelle che affolleranno dalle 8 alle 19 l'area tra Porta Santi 40, Borgo Cavour, via San Liberale e via Canova. L'iniziativa come sempre promossa dall'Associazione Artigiani e Commercianti di Borgo Cavour. Lunedì 25 maggio dalle 20:45 presso il Tempio di San Nicolò, sempre a Treviso, orchestra e coro Quod Libet di Mogliano Veneto organizzano una emozionante serata, un concerto. Voci per la legalità è il nome dell'iniziativa, che vedrà l'esecuzione di brani di Bach, Mozart e Cimarosa con coro e orchestra diretti dal maestro Emanuele Pedrini. Un appuntamento di grande intensità musicale pensato per unire arte e memoria attraverso la forza della musica. L'ingresso è libero.
E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno i temi dell'economia in primo piano, un punto aggiornato sulla situazione sindacale e industriale in provincia con Fabio Fioravanzi, immagini di Stefano Bozzi. Edin Bosch e Hydro, due crisi aziendali che hanno pesantemente colpito il tessuto socio-economico bellunese con decine e decine di posti di lavoro messi in pericolo. Ora forse per entrambe si apre la possibilità di un nuovo futuro, soprattutto intanto per lo stabilimento di Quero. La cessione è stata formalizzata, c'è stata la firma, l'azienda ha già comunicato l'apertura della fase di passaggio dei lavoratori ex articolo 47 e quindi a breve avremo la convocazione e nel mentre conosceremo anche il piano industriale. Siamo soddisfatti perché una soluzione è stata trovata e la soluzione è quella che noi abbiamo sempre auspicato. Non altrettanto lineare la situazione a Feltre di Hydro, realtà con molti più dipendenti, con fatturati passati in largo attivo, ma con strategie future ancora da chiarire. Hydro invece permangono delle difficoltà. È vero che l'advisor ci ha comunicato di aver individuato 8 manifestazioni di interesse, poi l'interesse si è concentrato su un unico operatore che secondo loro ha tutte le caratteristiche che anche noi al tavolo abbiamo richiesto per un possibile subentro. Il problema è il perimetro, perché ci sembra di capire che Hydro sia intenzionata a non vendere l'intero perimetro. Abbiamo ribadito al tavolo ministeriale che per noi non è in discussione l'intero perimetro aziendale e quindi ci aspettiamo per il prossimo 1° luglio notizie più certe rispetto a questo. Sembrerebbe infatti che la multinazionale proprietaria dell'impianto feltrino, un'autentica città nella città, sia interessata alla cessione della sola fonderia. Il resto dell'azienda verrebbe dismesso, preferendo rinunciare all'eventuale ricavo della vendita alla possibilità di trovarsi poi un concorrente in un mercato nel quale è oggi leader assoluto. La cronaca, 20 giorni di sospensione della licenza per la pizzeria da Frank di Quero Vas, l'ha disposta il questore di Belluno attraverso la squadra di polizia amministrativa. L'attività di controllo posta in essere da questore e carabinieri sugli avventori ha riscontrato come il locale del Basso Feltrino fosse diventato ritrovo abituale di persone pregiudicate e luogo di condotte illecite. In particolare lo scorso 3 maggio i carabinieri della compagnia di Feltre erano dovuti intervenire per sedare una rissa che vedeva coinvolti 7 avventori e inoltre in occasione di un successivo controllo disposto dalla Polizia di Stato veniva rinvenuta all'interno dei locali della sostanza stupefacente. Le persone che entrano qui ci restano fino alla pensione, qui lavorano, mangiano, vivono e spesso trovano l'anima gemella. È una delle frasi che amava ripetere Leonardo Del Vecchio, frase riportata, immortalata nella mostra intitolata Sguardi che cambiano il mondo, che rimarrà aperta e visitabile per 2 settimane nella sua Agordo. Leonardo Del Vecchio c'è, è presente, non è solo un ricordo, un esempio, ma una realtà, perché, come dice una delle sue frasi riportate nella mostra indetta in ricordo di quello che sarebbe stato il suo 91esimo compleanno, dire Agordo è dire Luxottica, dire Luxottica è dire Agordo. Leonardo Del Vecchio è una persona che con la strada che ha tracciato, con quello che ha fatto per Agordo, rimarrà una figura indelebile, perché qui anche le nuove generazioni, nei racconti dei papà, degli zii, dei nonni che hanno avuto modo di conoscere questa figura illuminata, stanno capendo cosa ha portato, cosa ha fatto e soprattutto che figura carismatica era e che uomo disponibile era e come riusciva ad avere quella empatia importante con tutte le persone che si avvicinavano. La famiglia di Del Vecchio era originaria di Trani, lui era nato a Milano, ma di Agordo era cittadino onorario. E proprio tra Trani ed Agordo si sviluppano i progetti della fondazione lui intitolata a sostegno delle eccellenze studentesche nell'ambito degli istituti tecnici. Un uomo come Leonardo ha segnato la storia non solo di Agordo ma del nostro paese e davvero io spero e auspico che di persone come lui con lo stesso modo di vedere ce ne siano ancora e ce ne saranno tante. Per questo che noi operiamo proprio
proprio e stiamo facendo molto per i giovani. Leonardo fu un uomo unico, un'eccellenza assoluta, non solo per Belluno, non solo per il Veneto, ma nemmeno solo per l'Italia. Oggi ai figli, domani ai figli dei figli, il compito di preservarne la memoria. Agordo è rimasto lo stesso nome da quando è arrivato, l'unica cosa che è rimasta uguale. Ma le persone che sono cresciute con lui sono quelle che continuano a portare avanti non solo il suo ricordo, ma i suoi insegnamenti, che sono le cose più importanti. Lui è qua con noi. Ci guarda ancora e sono sicuro che oggi sorride. Non ho altri aggiornamenti da darvi né da Belluno né dalla Marca Trevigiana, e quindi tutto anche per questa edizione. Grazie davvero per l'attenzione, buon sabato sera. Subito dopo la sigla c'è il meteo.